Paolo Rossi e Vicenza, un binomio inossidabile per il simbolo dell'Italia campione del mondo nel 1982. Toscano di Prato come origine, ma con una vita sportiva prima e privata poi, dalla fine della carriera, che è rimasta solidamente legata per lui al capoluogo berico, senza contare che l'ultima stagione professionistica, gli ultimi calci, come li ha spiritosamente definiti lui stesso, Rossi li ha tirati a Verona con la maglia dell'Hellas. Può tranquillamente essere definito veneto d'adozione e in questa veste è stato premiato a Padova all'8ª edizione del Galà di Beneficenza Un fiore all'occhiello. Credo tutti noi abbiamo il dovere, per chi ha avuto tanto, poi oltretutto dalla vita, il dovere di restituire qualcosa agli altri. E il rapporto Antinfolcine è un rapporto che nasce per visitare sostanzialmente bambini che hanno problemi gravi, molto gravi. C'è stato un periodo per molti anni, per 5-6 anni, nel periodo natalizio andavo sempre a trovarli, gli portavamo qualche omaggio ed era un piacere stare un po' con loro. Campione sul campo ma anche discreto ballerino di tango, come dimostrato in una edizione del fortunato programma Ballando con le Stelle, Rossi è stato scelto come testimonial del premio eccellenza dell'associazione Pathos, che ha dedicato all'Onlus Team for Children quanto raccolto in questa 8ª edizione del premio Padovano. Devo dire la verità, lui mi ha detto guardi Paola, io sono felice di questo premio, ne ho ricevuti tanti, però quello che mi ha fatto dire di sì è il fatto che lei mi ha chiesto a chi voglio devolvere il ricavato della lotteria di beneficenza. E per una serie il calendario calcistico gli ha fatto un favore. Paolo Rossi non ha dovuto scegliere fra partecipare al premio e seguire il risultato del suo Vicenza, che resta il primo pensiero quando il campionato è in corso.